leu sargent, antista che vidi tatle zamano, je circus vetega mi closa. Mio trot, kar sam bila otrok jest, an otroc nisi odsada, ma ju punu radizak svet Miklous, nose na Vilju svetega Miklausa, ki je na 6. decembrja, nose šenke tu čaruje od otrok od sargente. Naša vas je sargenta, je namika na vas, ki je nareta takua numalu posebno, če se misli na te druge vasi, za ki je vse nareta na duare. Tu naši vasi je 8 duoru, an hiše su vse dijete v kutelih duoru. Tukajšnjim duore je živjela enkrat samo na družina. Tu v drugih duorah pa su živjele več družin. Ma vsa vas je nareta na duore. Enkrat mislim, da je ta stara sarženta, ta stara vas, ki ne vem, ko se je klicala, je bila v Rupcah, am prestor, ki je dol, ta zbeč dol proti Špjetar. Tukaj je šele se vidi, da je bila ratala na rupa, za ki je kuna jama tu tleh. Enkrat ta stara vas je bila tu, ljudje od tele vasi su se vsi kregali, niso bili malo žleht. An takua dan na Vilju svetega Bida, an Bog je pošil, je vargu an snopič ognjen do na tol vas, an vas je začela horjeti. Tekrat su bile vse hiše, ki su bile slamnaste, hlodove. An mežnar, ki je šel zvonit zvoda, že v 4 je šel zvonit v Mariju, je videl, da vas gori, an je letel domov, je visu vse divteč, su rival rešiti njih živi, ne su se rešili oni, an su ostali živi, ma vas njih je zgorela. Tako su morali narediti, zazidati drugu vas. An tako su se del kupe, numalu sana, u ostale vasi su prišle 3 vasi, ki su Šarženta, Beča, Ambjač. Sada vam povijem pravcu od slovenske krivapete. Ne vem, če vi veste, kdo su bile krivapete. Krivapete su bile tako žene, anče se navije, če su bile boginje o žene. Su bile boginje an žene. An su bile, kajšne su bile lepe, kajšne su bile harde, kajšne su bile puno lepe. An kajšni pobi su se zaljubili su nje, an kajšan je eno ženu, krivapete se vije, vsi vedo, da kajšni vasi su oženili krivapete. An tele krivapete su imele lase duže, an su imele tele lase duže, zelene ku trava, an ku pera od drevi. An kajšne su jih imele črne, ku uohi od puvac, kajšne su jih imele armene ku sonce, ku senica, kajšne su jih imele pa bijele ku vjetar, ku voda od naših študentov. An su imele eno posebnost, one su bile takua lepe, onu malu harde, onu malu lepe an harde, ma su imele eno posebnost, ki su imele samo one, su imele noge obarnjene, su imele petota skrijete, an parste tazat. Tela je bila njih posebnost. One su živjele s tole posebnost, za njen je bilo nič, ma nisu tijele da ljudje in porčijo, da imaš noge obarnjene, da ti si na krivapeta. Tiste za nje je bilo na harda riječ. An za tiste one su vprašali spoštovanje. One su tijele da ljudje ih čeju, an ih sprimijo tako, ki su bile. Z njih nogami obarnjenih. A dan ne more dati znanje samo za se, ma ga mora dati drugim, da se ne navaja nič. Sarženske krivapete su živjele blizu Maketa, v Hutarnjah. Gor je bilo puno čel, je bilo hardua, su imele kajšne jame, su bile malo skrite, gor je bila na voda, tako one su imele an vodo, ki jim je forlo za preživjeti. An su hodile do vas, an su hodile gledat, ka delaju ljudje, an su hodile an tle blizu tele vode, sigurno se pratan, a umivati njih unu. One su znale preste unu. Su an navadile po tle žene
tle od Sarzenta, Nordolina, su na varle nuca, tam prestunu, an potle an plesta, na reste hlace, an maie, an takua. An krat, an most les vasi, je su hubriek, je meu si, che sono i lencia. An kartu hodil si, che sono i lencia, se stabli ni marfu odo blizutarnia. An attu, je vide unu krivapetu, ki je spala ta pod Ninkostanja. On je věděl, kuci ty druze krivapete znaju sve kar se ma znatle na svijete. An je věděl, ande krivapete su cile, tiste ki one su cijele, ancora one su cijele. Takua je su blizu tele krivapete, ju izeu za nuroko, ju izvezu češ nije garo, an ju peju duvas. Kar su paršli duvas, še na horicu, vsi ljudje su prišli blizu, žene, otroci, stari, in su ju začeli vprašati, pa nuriti, pa to drugo. Ano najala, jaz vas navadim, kar znam, tiste, ki vam kar znat, če vi potle me pustite nazaj tiho v moji skupini, tak jaz ne bom živela v teli vasi. Sargentan su jal deja, an takua su morali všapat na družinu, tok su djet sol krivapeti. An Troharjeva gospodinja je jala be more priti čeh mene tala krivapeta. An tako je šla če v Troharjevo družinu. An tal gospodinja je bila gromna, pametna, jala jaz se ne bom vezala, ti moraš biti, an tle, tako ki smo mi. Pa moja, ja, ne moram te pustiti ti prot, da se ne kaporčijo. An krivapeta jala na svoj sebabki, jaz vem, kam man nareč. An tada, drug dan jih je začela lepo učiti. An jih je navadila puno reči. Jih je navadila žene kuhat, jih je navadila poznat trave, jih je navadila, ko se dan more zdravjet stravni. An jih je navadila kuhat štofje, jih je navadila kuhat runat klobase, runat salame, jih je navadila runat ser, an maslo, an skutu, jih je navadila šivap žeke, jih je navadila runat gubance, jih je navadila lepua djelat tuvarte, jih je navadila kada se more sadit, kada se more pobrat par dijelu, jih je učila vsega. A na zadnju jih je navadila še kafe runat. Am potle en dan jala, sada sam vas navadila runat vse, kar sam znala. Jih nije bila še navadila presti, tiste je navadila samo tistu gospodinju, tiste hiše, ki tukaj je stala. Dak tiste je bila nareč posebna odkriva pet, tista od une. Anta jala, sada sam vas navadila vse, ne morate ti pustiti ti. An su jal, su ju lepo zahvalili, an su jal biješ. An su šli za njo finče na horicu. Anta onaj letjela horuon, ho poklance, an hor, anta kar je paršla tle na las, se jo hlednila, an je zauetala. Vse sam vas navadila, samo cukar je vas nisam navadila runat. An se le donat, se v Sarzent ne znaju runat cukarja. Siamo a Sorgento. E la chiesa che vedete qui alle mie spalle è la chiesa di San Nicolò, che è il patrono del paese, porta i doni nelle scarpe dei bambini, la vigilia di San Nicolò. Sorgento è un piccolo paese, un po' particolare, perché la sua struttura così architettonica è fatta a cortili. Ci sono circa 8 cortili, questi cortili sono molto belli. E un'altra cosa così che può colpire è l'ubicazione degli orti, che ogni cortile ha i suoi orti, quindi se in un cortile vivevano più famiglie, le famiglie di quel cortile avevano gli orti tutti vicini. Ci sono in ogni, più o meno, su tutti i 4 i punti cardinali del paese ci sono questi orti a gruppi. In mezzo al paese c'è una piazza che noi chiamiamo Horizza, dove c'è una vasca e una fontana di pietra. E lì era stata portata l'acqua direttamente dai paesani, l'avevano presa in una sorgente che scorre ed è ancora viva, è presente proprio non molto lontano dalla chiesa di San Nicolò, vicino al paese. Il paese di Sorgento non sappiamo quando sia nato,
però c'è una leggenda che racconta che il vecchio paese era in una località chiamata Rupza, che si trova fra Becis e San Pietro. In questa località c'erano le vecchie case che erano di legno, di paglia. Gli abitanti erano un po' litigiosi, litigavano spesso fra di loro e così accadde che ebbero una punizione divina. Cadde un giorno un fascio di paglia ardente sopra il paese e incendiò queste case. Il nonzolo, che andava presto la mattina a suonare già alle 4, girandosi verso il paese, vide che il paese andava a fuoco e tornò in paese, avvertì gli abitanti, riuscirono a salvarsi e a salvare gli animali. E dopo quella volta il paese si divise in 3 gruppi e nacquero 3 paesi che sono Becis, Sorzento e Piarzo, che hanno però questa chiesa in comune. Da quella volta fecero voto a San Vito, perché era proprio la vigilia di San Vito, fecero voto e ogni anno andavano nella chiesa di Santo Spirito a Spignon a ringraziare San Vito per averli salvati. Ancora oggi si dice la storia segreta se ne parla no pitch non avaz. Non litigate perché cadrà di nuovo il fascio ardente sul paese. È rimasto proprio un detto nella nostra quotidianità, questo qui, quando 2 si litigano si è soliti dire questo. Adesso vi racconto la fiaba o la storia delle crivapette di Sorzento, in particolare della crivapetta, di una crivapetta di Sorzento. Voi non so se conoscete le crivapette erano delle creature mitologiche, fantastiche, che vivevano qui nelle valli del Natisone, non dappertutto, ma solo in certi luoghi. E qui a Sorzento avevamo le crivapette di Sorzento. Le crivapette erano queste figure, così, queste creature fantastiche che potevano essere dee, potevano essere donne. Secondo me erano sia dee che donne. E avevano un legame immenso e stretto con la natura, con la madre natura, e per questo motivo sapevano un sacco di cose ed erano molto sagge ed erano anche consapevoli che il sapere non può avere un fine proprio, non può essere fine a se stesso, ma il sapere che uno ha lo deve dare, trasmettere agli altri, perché solo così ha un senso. E per questo motivo loro insegnavano agli uomini, che invece non conoscevano e non sapevano niente, erano molto ignoranti, tutto il loro sapere. A Sorzento le crivapette vivevano a Tarnie, una località vicino a Macota, al passo Macota, un luogo un po' impervio dove c'erano tanti sassi, qualche caverna, c'era anche una sorgente di rupi, rovi, era un posto un po' abbandonato perché non era così facile da raggiungere, era difficoltoso anche per i contadini lavorarci intorno. E loro vivevano lì. Naturalmente scendevano anche in paese, venivano a lavarsi anche qui nella sorgente dell'Edolinca dove c'era più acqua e loro si lavavano, venivano a lavarsi loro e venivano a lavare anche le matasse di lana, perché loro sapevano usare la lana. Erano le prime che hanno saputo posare le pecore, cardare la lana e poi filarla e poi lavorarla, fare fuori maglie, vestiti, calze. Queste crivapette venivano in paese anche per guardare cosa facevano gli uomini e da lontano, magari senza farsi vedere, perché non amavano tanto farsi vedere, perché loro avevano un difetto, una particolarità, avevano i piedi rivolti all'indietro, avevano il viso che guardava in avanti e i piedi che rivolti all'indietro. Anche questo potrebbe essere un po' non dico un insegnamento, ma un messaggio per noi, perché loro avevano i piedi rivolti all'indietro, quindi ben legati alle loro radici, al passato,
Un altro messaggio importante che le Crivapette hanno lasciato a mio avviso è quello della richiesta di rispetto, e questo è la pretesa quasi del rispetto, e questo vale soprattutto, penso io, per noi donne, perché le Crivapette chiedevano agli uomini, loro insegnavano tutto, ma chiedevano agli uomini il rispetto, volevano essere rispettate nonostante la loro particolarità, non volevano che nessuno gliela ricordasse questa particolarità, anche se per loro era normale e loro convivevano tranquillamente, però sottolineata da un umano diventava un'offesa, una mancanza di rispetto. Le Crivapette di Sorgento, una Crivapetta di Sorgento un giorno è stata presa, catturata da un paesano. Lui andava in montagna a falciare l'erba e vicino alla sorgente delle Tarnie, dove si era fermato a prendere l'acqua, ha visto una Crivapetta che dormiva sotto un castagno. Si è avvicinato, ha legato la sua mano alla sua con una corda che aveva con sé e l'ha accompagnata in paese. Quando è arrivata in paese sulla Horizza, tutti gli si sono avvicinati per chiederle chi una cosa o chi l'altra, perché sapevano che loro conoscevano e sapevano tutto, cose che nessuno al mondo sapeva. E le chiedevano, le facevano tante domande, e lei ha detto: bene, io vi racconterò, vi dirò, vi insegnerò tutto quello che so. Voi però mi dovrete lasciare andare, perché io devo tornare nella mia comunità dove abito, sulle Tarnie, e non posso stare in questo paese. E i paesani di Sorgento qui le hanno promesso le hanno promesso che l'avrebbero lasciata libera. Una signora del paese dovevano decidere dove metterla, dove farla stare. Qualcuno diceva la chiudiamo in una cantina, la chiudiamo di qua, di là. Una signora del paese, della Troja Rio Vadrusina, ha detto no, ha detto la Crivapetta viene con me, sarò io responsabile, vivrà nella mia famiglia. E così la Crivapetta è andata con lei ed è vissuta in questa famiglia, e tutti gli altri venivano lì in questo grande cortile dove la Crivapetta teneva le sue lezioni e ogni giorno insegnava qualcosa. Ha insegnato a cucinare, perché sapevano mangiare poche cose, solo polenta, latte. Lei ha insegnato a fare la stoppia, a fare le frittate con le erbe, perché ha insegnato alle donne a conoscere bene le erbe, ha insegnato quali si potevano mangiare e quali no, ha insegnato a curarsi con le erbe, ha insegnato a cucire i zecchì, ha insegnato a fare i salami, le salsicce, ha insegnato a fare il formaggio, il burro, ha insegnato a fare gli strucchi, a cuocere le gubane, ha insegnato tantissime cose, e insegnava ai contadini i tempi delle semine, i tempi del raccolto. Alla fine ha insegnato loro a fare persino il caffè, in quei tempi lontani, lontanissimi. E poi ha detto: adesso mi dovete lasciare andare, perché vi ho insegnato a fare tutto quello che sapevo. Lei conosceva bene anche l'uso della lana, che gli altri non sapevano, ma il segreto della lana, che era un segreto proprio delle Crivapette, lei l'aveva insegnato solo alla signora che l'aveva ospitata e le aveva raccomandato di non svelarlo subito alle altre signore del paese. E così l'hanno lasciata andare. Lei è venuta sulla Horizza, tanti bambini, anche donne, la seguivano, anche uomini. E lei poi, quando è arrivata lì dal Clanaz, si è messa a correre, è corsa in su per tutto il Clanaz, è arrivata sull'As. Quando è arrivata sull'As si è girata e ha detto: vi ho insegnato tutto, anzi quasi tutto, perché non vi ho insegnato a fare lo zucchero. E ancora oggi a Sorgento non sanno fare lo zucchero.